Ci hanno chiamato ieri mattina alle 8:30, 9, che c'era un cane inchiodato alle zampe posteriori e incaprettato. I ganci sono due moschettoni attaccati nella cartilagine. Sì, l'ho vista la foto. Giusto? E tra un moschettone e l'altro era legato con una catena, sai, tipo gli schiavi quando venivano Sì, tipo chi che remavano. Bloccargli le zampe Sì. posteriori e poi la catena partiva da là ed era tutta avvolta intorno al collo. E perciò lui si è trascinato fino nella proprietà di sto signore, perché questo signore e sua moglie spesso veniva lì, gli davano da mangiare, però non sanno di chi è sto cane. Ha detto ma non può essere tanto lontano, sarà di qualche vicino, di qualcuno qua nella zona. Crudeltà all'ennesima ma potenza. scherziamo, bloccargli le zampe. Ieri come un pazzo Come andava un faceva. pazzo perché cercava aiuto e nessuno glielo dava. Esatto, ma anche un veterinario, non siamo riusciti a trovare un veterinario, Allora, non siamo riusciti. Telefona ai vigili urbani e dice noi le possiamo mandare solo la calappia La cane. calappia cane. Dico ma la calappia cane non è che si può portare che cosa mi si dà. Dice, ci vuole un veterinario. Però la calappia cane stesso non si trovava. Perché è domenica. E comunque io chiamo la Polizia di Stato, molto disponibile, dice mandiamo una pattuglia perché devono accertare che c'è un illecito, un maltrattamento di animale, è un reato. Mandano la pattuglia arriva, dico scusate, ma voi dovreste avere un veterinario reperibile per le emergenze. Si informano, dice che i veterinari dell'ASP non si interessano più degli animali da affezione, ma solo di mucche, pecore. Ho capito, se invece è un cane randaggio, no. Non interviene. E se un cittadino qualsiasi assiste ad un incidente in cui viene coinvolto un animale, commissione di soccorso. Quindi che succede? Che io cittadino denuncio il verificarsi di un incidente e non interviene nessuno. Siamo quasi Chi dovrebbe dare il soccorso non esiste. Ok. Il rifugio sanitario che dovrebbe esserci a Gela noi non lo abbiamo a Caltanissetta. A Caltanissetta. Cioè i nostri politici non hanno mai fatto nulla per poter avere queste strutture. Sì, perché i cani non votano. I cani non vanno inviati. Oggi ti faremo assistere alla stessa cosa. Perché abbiamo avuto la richiesta di soccorso per un gatto investito. Ora, se pecare funziona più del peato. Sì, per il gatto c'è una gabbia particolare. Eccola. Gabbia trappola. Sì, Trappola a fin di bene, però, sta incominciando a sbrizzicchiare. Pazienza, pazienza. Polizia municipale. Senta, ci hanno avvisato per un gatto incidentato in via del Sarto, Andrea. E c'è un veterinario reperibile? No. O qualcuno Né dell'ASP? per i cani né per i gatti. Quando si tratta dei cani chiamiamo il Greco di Ambiente Italia e poi li portano direttamente a Caltanissetta. Ho capito. E quindi dovremmo fare noi una missione di soccorso se lo lasciamo qua, no? Guardi, noi perché dovremmo intervenire? Non l'ho capito. È perché c'è stato un incidente dove è stato coinvolto un animale e quindi noi siamo tenuti... La persona che ha causato l'incidente c'è? No, ma c'ho missione di soccorso. Francamente, guardi. La ringrazio tanto comunque. Buonasera. Vabbè, fummi tutta, dai. E ora come pigliamo? Con la gabbia io ho lo scatoletto io ho la bustina e la ciotola. Perfetto. Siamo in diretta live a soccorrere un gattino e se ne sta occupando la Lite Gela a livello volontariato, per il benzina. No, non è che corre, eh? Non grazie, eh? No, si trascina l'animale. problemi c'è stanno. Che è sotto No, la io l'ho mano. vista, dovremmo spingerla piano piano con una scopa, piano piano, senza farti male. Dai, troppo pigliatelo. Fermo. Aspetta, signore, non si preoccupare. Dai, ingraiare. A te. Oh, va bene, dai, per il suo
suo bene, dai. Bene fa. E ora, quindi questo iatto tu ora va a posseggere di te. Dal veterinario, lo facciamo visitare. Grazie signore. Che cosa? Poi Grazie a voi. e niente, stiamo facendo quello che hanno detto i vigili, di venire da un veterinario e fare mettere fattura e poi rivalersi, portarla al sindaco praticamente. Allora lei lo porta in un ambulatore privato e fa mettere fattura e poi farla arrivare a qualcuno. Quindi l'ASP non è tenuta a intervenire. No. Gianca, cosa ci ha detto il veterinario? Allora, il veterinario ha detto che forse ha le vertebre staccate, l'ultima parte della schiena, però non siamo sicuri. L'intervento sarebbe inutile, dobbiamo fare la cura almeno per 8-10 giorni. Se comincia a riprendersi, almeno a migliorare la situazione, dobbiamo continuare con la terapia per altri 10 giorni. Però c'è il problema che il gatto non camminerà non più, camminerà esatto, la più parte come posteriore prima. basta, è Esatto. E perciò non può essere messo per esempio nel territorio o in una colonia felina, perché non sarebbe in grado di difendersi, di correre. Un pitbull deperitissimo, sicuramente sta morendo di fame sto cane. Eccolo qua. Ma lei non è- Guarda dov'è. È Foto. Sta venendo. Vieni qua. Vieni. Chi tua macchina può chiamare, mi scrive. Come lo può chiamare? Conosce le macchine, Massimo, ma lei come sta scodinzolando? Mi avvicina alle scatole. Come la pingi adesso con i guanti? Sbattila. No, non esce. Ah, stanno sei. La foto Massimo? No, ora non carichiamo la mano. Facciamo registrando queste cose. Ma lo dobbiamo portare da Ambiente Italia. Vieni, andiamo. Su. Bene. Caccia uiato. Il cane è felice. Cangiavo espressione un cane, va? Chi c'è? Oh, sta appetendo come i cani. La scatoletta ce l'avevo, vedi? Gaetano Massimo Greco sono, ciao Gioia. Senti, ho un pitbull da lasciarti. Tu c'è da sutta? Vabbè, anche se non c'è nessuno. Lo metto nella gabbia. Nella gabbia e così via. Va bene, dai, ma devo sempre segnalarlo prima ai vigili. Ecco, forza. Se faccia segnalazione, vabbè. Siccome il cane è ridotto male, ha bisogno di cure sanitarie e qua non abbiamo un rifugio sanitario, ora viene mandato al rifugio sanitario di Costanissetta per il Carnevale. Così viene curato e poi eventualmente facciamo le foto, lo mettiamo in adozione. Pronto? Sì. Mi dica. Allora, guardi, io siccome ho un problemino, intanto sono andato alla polizia municipale e gli dico che il numero me l'hanno dato loro, anche se loro mi hanno detto di andare da un'altra parte, mi hanno detto di specificare questo appunto. Guardi, io 3 settimane fa ho trovato un cane, un pitbull, il cane era proprio quasi morto. Io l'ho portato a casa mia, cena a casa mia, gli ho fatto un piccolo recinto, Sì. cioè che gli ho dato a mangiare, a bere, Sì. ce l'ho accudito un poco perché siccome abito in un condominio e già si sono lamentati. Ho capito. Quindi lo deve Sì, lasciare. non so dove lasciarlo. Ho il capito. cane. Allora senti, in via Generale Cascino c'è la ditta Ambiente Italia. Portalo lì e gli facciamo le foto così vediamo. Allora, guardi, io volevo sapere una cosa intanto, ma Sì. la procedura di questa cosa qua Ambiente Italia
Sì. portano il cane in canile a Caltanissetta. Sì. Ma se eventualmente il cane non viene preso, che fa l'ambascio, no? No, non vengono soppressi, restano là, no. Va da uomo a uomo, si sceglie di dare una condanna a morto pane, quindi lo porto proprio a abbandonarlo e lo lascia alla sua vita. No, non li possono sopprimere, per legge è vietato sopprimere i cani. L'importante è però che ci fai avere le foto a noi, sì, in modo tale che cerchiamo di adottarlo, perché lasciarlo, sai, in canile tutta la vita. Questi sono nuovi arrivi. Sì. Sono belli, già hanno mangiato, hanno dato qualcosina, hanno anche bevuto. Fecero vedere guai. Ma io quando gli ho detto vi vado a buttare, cioè, Per modo di dire, non avrei mai fatto. Però gli ho detto, Il signor Lobini ieri sera ha fatto una richiesta di soccorso perché ha trovato questi due cuccioli per strada. Praticamente non ha ricevuto nessun aiuto da parte degli urbani, mi pare che ci dissero che non c'era. Sembra che si siano interessati. Sì, però non hanno trovato, Però mi pare. dovevano mandare qualcuno a casa a prenderla. La ditta non del è arrivato Calabrese. nessuno. Ora siamo all'ex mattatoio. sì, ex mattatoio. Cacchi ci ficano a livello canino. Abbiamo l'anagrafe canina. L'anagrafe canina, solo l'anagrafe, cioè dove mettono i microchip Sì. due Allora, volte alla settimana. Dopo 2 anni di casini e lotte, Fasullo e Ventura, devo dire che sono stati almeno sensibili sotto questo punto di vista e hanno ristrutturato questa zona dell'ex mattatoio e hanno fatto l'anagrafe canina. Ogni mercoledì mattina qua vengono almeno una trentina di gelesi a microchippare il cane. Questa struttura doveva essere aperta dal 2000, l'abbiamo aperta 4 mesi fa, però è stata aperta. Lì dovrebbe anche farsi la sterilizzazione per evitare che i cani randaggi in giro vanno facendo cucciolate e quindi il randaggismo aumenta in maniera spropositata. Tu pensa che oggi il comune di Gela spende 400.000 euro l'anno per mantenere i cani di proprietà del comune nel canile di Caltanissetta, perché un canile il comune di Gela non lo vuole fare perché dice che mancano i fondi. Ma come? Avevamo 20 milioni di euro di royalty dell'Anic e oggi su 400.000 euro. Ma come? Ma io non lo so. Va. No, diamo lavoro a Caltanissetta, soldi a Caltanissetta e qua invece i cittadini nel disagio perché non hanno i servizi a disposizione e hanno le bande, i branchi di cani che li aggrediscono. Sì, quando fanno gli jogging, biciclette, lo sappiamo. Trovano cucciolate ovunque. Il costo per il comune aumenta in maniera esorbitante perché se ora siamo a 400 il prossimo anno saremo a 500. In 1 anno e mezzo, 2 anni abbiamo fatto adottare 300 cani, quindi fatevi i conti, abbiamo fatto risparmiare al comune altri 350.000 euro, però a noi nessuno ci dà aiuto, vedi, noi giriamo con le nostre macchine, con la nostra benzina. Io avrei molti volontari a disposizione, ma se ne scappano quando un giugno manca benzina per a fare un soccorso, giustamente, come fanno? Vero, allora perché ne camminamo una bicicletta per spesso. Grazie a Caltanissetta sempre, qui dovevamo fare la sterilizzazione, iniziare la sterilizzazione sempre all'anagrafe canina, già tutto pronto, l'ASPI Caltanissetta invece ha deciso che le sterilizzazioni saranno fatte a Caltanissetta, tutto là. Non mi viene niente qua. Ma sti canile che c'hanno i cani, no? Ci donano un tot a cane, giusto? Certo. E ce lo danno fin quando hanno il cane lì dentro. Certo. Quindi se un cane non si adotta è una rendita vita, infatti è un business. La legge dice che i comuni dovrebbero costruire i canili e affidarli ad associazioni animaliste che hanno l'interesse non di fare business.
frattempo abbiamo trovato, avete visto, un pitbull. Ora siamo in attesa di questo gatto, vediamo, speriamo che cambia. Poi lui ci chiamerà quando il gatto starà meglio o starà peggio, perché anche se sta peggio lui ci chiamerà. Non è che lui sarà peggio. Un ciao da Max Piso. Però ci somiglio.